Uno sparo squarcia la tranquillità di quella che dovrebbe essere una domenica mattina come tante, ma che in via Nerbonna a Silea si trasforma nel giorno del dramma. Sono le 9:30 quando Giovanni Padovan, 91 anni, esplode un colpo con il suo fucile da caccia in pieno volto di Paolo Tamai, 63 anni, suo vicino di casa, ma soprattutto suo genero. L'uomo cade a terra privo di vita. Padovan si barrica in casa fino all'arrivo dei carabinieri che lo convincono a costituirsi. L'anziano pochi minuti più tardi confessa di aver sparato al marito della figlia e viene portato via dai carabinieri. Stando alla ricostruzione dei militari dell'Arma, la vittima sta facendo dei lavori in giardino quando il suocero esce di casa. Tra i due inizia una discussione. I vicini racconteranno poi di aver sentito delle urla tra i due. Padovan a quel punto sarebbe entrato in casa, avrebbe imbracciato il fucile esplodendo un unico proiettile contro il genero. La moglie di Tamai, figlia del 91enne, è la prima ad accorgersi di quanto accaduto. Verrà ricoverata al Cafoncello per un malore. Sul posto arrivano i carabinieri e gli uomini della scientifica. Chi conosceva i due racconta di un rapporto teso tra suocero e genero che andava avanti da diversi anni, ma ancora sconosciuti i motivi delle continue liti. Omicidio di impeto dovute a liti familiari che vanno avanti da molti anni. Possiamo dire solo una comunità sconvolta dall'accadimento, è una situazione ventennale, quindi non è la litigata della domenica mattina per i rumori. Sotto shock Marino Giacomin, socio di Paolo Tamai, è arrivato sul posto, straziante l'abbraccio con Jessica, figlia della vittima. Non ci credo, continua a ripetere Jessica all'amico Marino. Una famiglia distrutta, un'intera comunità sconvolta. Omicidio volontario, l'accusa nei confronti di Padovan che nelle prossime ore verrà sottoposto all'interrogatorio di convalida.